Grande successo per il Gran Concerto di Natale Città di Locri che si è tenuto nei giorni scorsi presso la Cattedrale Santa Maria del Mastro. Il Concerto di Natale Città di Locri ha visto l'esibizione dell'orchestra e coro polifonico diocesano Letare diretto dal maestro Natale Femia. La musica del coro diocesano è stata l'anima del Natale 2009 con i suoi brani che come sempre sono andati a rivisitare le grandi espressioni musicali trasportando il pubblico nel clima gioioso delle feste. È stata grande occasione per rivedere all'opera il maestro Femia e i componenti del coro Letare che in questi mesi sono stati impegnati nel sociale dopo l'apporto del concerto per l'Abruzzo in un progetto culturale che li ha visti protagonisti anche nella casa circondariale di Locri e con esibizioni che hanno riscosso grande successo anche fuori regione. Al Gran Concerto ha presenziato anche Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, vescovo della diocesi di Locri Gerace. Il coro polifonico diocesano Letare è attivo da quasi 20 anni nella Locride. In esso sono rappresentate tutte le realtà del comprensorio, poiché il gruppo è composto da elementi che provengono da diversi centri: Ferruzzano, Stignano, Casignana, Caulonia, Gerace, Siderno e Contrade, Mammola, Locri, Bovalino ed altri. Il complesso corale nasce per animare le celebrazioni dell'ordinario della diocesi di Locri Gerace. Dal 2001 il coro si è accostato all'attività liturgica, mantenendo però sempre il classico percorso parallelo di produzione di concerti dal vivo. L'amministrazione comunale di Locri ha scelto di proporre questo spettacolo laddove di solito si presentano gruppi di musica leggera e popolare, creando un'inversione di tendenza a favore di un genere capace di produrre cultura e di invitare le nuove generazioni ad un ascolto più raffinato. Sono stati proposti frammenti di musica classica e lirico-sinfonica con gli immancabili canti natalizi della tradizione italiana ed internazionale.